Cari telespettatori, ben ritrovati anche questa sera con noi, con i nostri ospiti, gli esperti, per affrontare tematiche molto importanti, delicate e che richiedono anche un po' la vostra attenzione. Allora, incominciamo subito presentando la nostra prima interlocutrice che mi fa molto piacere avere qui con noi in studio, che è la dottoressa Michela Gatta, direttrice dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile di Padova, azienda ospedaliera di Padova, nonché coordinatrice per il Triveneto della sezione del SIMPIA, ovvero? Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Perfetto, allora già le competenze della dottoressa dovrebbero aprirvi alla tematica, ma il titolo lo vedete, che affrontiamo, che è molto particolare. So che voi che ci state seguendo sicuramente non siete bambini, penso, però siete adulti, potete essere nonni o genitori di bambini che possono manifestare delle complessità, delle particolarità nell'affrontare la vita quotidiana. Ce ne sono, numeri alla mano, anche abbastanza, adesso la dottoressa ci illustrerà a proposito, e l'importante è seguirli, portarli dal personale competente, farli seguire in modo adeguato, in modo tale che il prima possibile possano trovare delle vie di convivenza con l'eventuale patologia psichiatrica che possono avere. Poi parleremo anche, tempo permettendo, della dipendenza da smartphone, che purtroppo è un'altra cosa molto frequente e che altera la crescita e la plasticità del cervello dei bambini, quindi non lasciateli da soli davanti allo smartphone, al cellulare. Ma prima, dottoressa, problemi psichiatrici in età adolescenziale, ma anche in età proprio neonatale, ci sono così frequenti? Ci sono purtroppo, si parla di problemi psichiatrici sia nel bambino che nell'adolescente, per la fascia di età 0-18 anni, che è la fascia d'età di cui si occupa il neuropsichiatra infantile. Le problematiche riguardano più o meno il 10-13% dei bambini e degli adolescenti, con poi, diciamo così, un'incidenza che aumenta crescendo, quindi più importante in età adolescenziale. Ma perché l'insorgenza può essere anche successiva o perché ci se ne accorge solo successivamente e si sarebbe dovuto intervenire prima? Allora, dal punto di vista così generale possiamo dire che le malattie psichiatriche in età evolutiva sono il risultato di un'interazione tra condizioni biologiche, genetiche, quindi anche con una dimensione costituzionale e di predisposizione, e poi quelle che sono le vicende esperienziali, i fatti della vita e quindi una dimensione ambientale. L'età con cui si manifestano le diverse problematiche può variare sia in base al tipo di problematica, per esempio i disturbi d'ansia, che sono i più frequenti in età evolutiva, possono manifestarsi già a partire nella prima infanzia, entro i 5 anni di vita in poi, rispetto per esempio alla depressione, che invece più frequentemente si manifesta a partire dall'età preadolescenziale e adolescenziale, e sia ovviamente in base un po' anche alle esperienze di vita, al contesto in cui il bambino nasce e cresce. Quindi il contesto può condizionare la famiglia, diciamo, disfunzionale, tra virgolette, dove ci sono situazioni un po' difficili oppure dove c'è una separazione un po' particolare. Non dico casi di violenza, anche se purtroppo sono anche abbastanza frequenti. Può successivamente intervenire a livello nello sviluppo psichiatrico del bambino? Assolutamente, noi dobbiamo immaginare, quando parliamo di neurosviluppo e di plasticità neuronale che prima citava, quelle che sono le strutture di un bambino e di un adolescente a livello neuronale cerebrale che si sviluppano entro l'arco dai 0 ai 25 anni e che presentano dei periodi di maggiore sensibilità, delle finestre di maggiore sensibilità, che sono proprio un po' quelle legate ai primi giorni di vita, ai primi anni di vita, ma poi anche in età adolescenziale. E come dicevo prima, qualunque esperienza che il bambino e poi l'adolescente incontri può intervenire e plasmare lo sviluppo e la maturazione cerebrale. Quindi le prime esperienze sono proprio quelle dell'ambito familiare, che a seconda delle caratteristiche che prevede, i genitori, i fratelli, la famiglia allargata, e poi piano piano le esperienze che fa anche al di fuori della vita familiare, pensiamo alla scuola per
per esempio l'asilo nido, certo, la scuola materna, e poi possono incidere nello sviluppo di quelle che poi sono le espressioni della problematica psicologico-psicopatologica, quindi nell'ambito della gestione degli affetti, dell'attività cognitiva, del controllo quindi è molto comportamentale, relazionale. importante la prima fase di vita di un bambino a questo punto, ma quando si parla di psichiatria, no? Normalmente sappiamo che sono patologie che vengono curate con i farmaci, Non solo. esatto, sì, non solo, ma anche, e c'è grande paura da parte dei genitori all'avvicinamento, cioè proprio terrore, perché poi si crea la paura di creare dipendenza, di non uscire mai da certi circoli, per carità è anche lecito immaginarlo, ma stiamo parlando di patologie che anche in assenza di un ambiente un po' complesso insorgeranno perché è un problema strutturale nel bambino, di carattere familiare, genetico, oppure ci può essere anche un'insorgenza staccata da tutto, cioè un bambino poteva essere perfettamente sano e normale, tra virgolette, se in un altro contesto fosse nato, vissuto. Allora, distinguerei forse i tipi di problematiche. Ci sono alcuni quadri che sono fortemente legati a una base biologica e genetica, per esempio i disturbi del neurosviluppo come l'autismo, i deficit di attenzione e Esatto. iperattività, per citarne alcuni, la disabilità intellettiva, diciamo sono ulteriormente sfavoriti piuttosto che favoriti nel momento in cui il bambino cresce in un ambiente disfunzionale o supportivo, però di base hanno una componente biologica principale, prevalente, che determina la manifestazione degli stessi. Quindi vuol dire un problema, una malattia, per semplificare al massimo. Rispetto No? ad altri quadri con una componente ad espressione emozionale, per esempio più significativa, dove, come dire, l'incidente e la differenza più importante è legata all'ambiente e quindi possono modificarsi le traiettorie evolutive in modo più significativo a seconda del contesto in cui è inserito il bambino. Credo che però sia veramente molto importante sottolineare che sia le une che le altre, proprio per la plasticità neuronale che si diceva, quando vengono riconosciute precocemente e quando venga posto in essere un intervento efficace, hanno davvero la possibilità di uno sviluppo più vicino al fisiologico. Certo, ecco per semplificare, perché magari non diamo nulla per scontato, plasticità neuronale cosa vuol dire? Sono proprio gli aspetti legati allo sviluppo cerebrale, quindi la costruzione di circuiti neuronali, la costituzione di sinapsi, quindi di interazione tra un neurone Cioè e il l'altro. cervello cresce e si sviluppa in base anche agli stimoli che riceve, all'ambiente dove ha possibilità, è come anche il bambino stesso recepisce o non recepisce certi messaggi, cioè è plastico, è mobile, Assolutamente, e questo aspetto legato allo sviluppo del cervello poi, come dire, si manifesta e lo vediamo in quelle che sono le competenze psicologiche, affettive, motorie e relazionali che il bambino manifesta crescendo, quindi, come dire, la dimensione emozionale, la dimensione comportamentale, le caratteristiche relazionali che il bambino, l'adolescente, ma noi tutti manifestiamo, hanno un substrato neurobiologico a livello cerebrale, e in età evolutiva questo sviluppo cerebrale è proprio qualcosa in evoluzione, in cambiamento, dove quindi nel bene e nel male si può incidere. Ecco, parliamo per esempio dell'autismo. Ci sono moltissimi casi di autismo, sembra che siano anche diagnosticati con maggior numero, maggior frequenza, questo non si sa se perché magari c'è una maggiore attenzione rispetto a una volta o venivano classificati diversamente o perché c'è veramente una percentuale più alta di bambini. Si può intervenire su questa patologia? Assolutamente sì, e prima si interviene e in modo adeguato, migliore è lo sviluppo del bambino. Per dire, fino a qualche anno fa, decennio fa, l'età media di diagnosi era 3-4 anni, adesso si è molto ridotta perché sono maggiori le conoscenze, gli strumenti diagnostici, la sensibilizzazione nei confronti sia dei genitori, delle famiglie, ma anche degli specialisti, per esempio i pediatri di base, e quindi è possibile riconoscere alcuni segnali precoci che sono per esempio la difficoltà di agganciare lo sguardo,
sguardo, cioè di guardare negli occhi, la difficoltà di una comunicazione reciproca, può esserci un'assenza o un ritardo del linguaggio, oppure può essere presente il linguaggio però senza un'intenzionalità comunicativa autentica, o alcuni aspetti anche della comunicazione non verbale, quindi l'indicare quando si vuole un oggetto, o condividere il piacere con l'altro di giocare o di fare qualche attività, un po' anche un ritardo nell'acquisizione delle tappe dello sviluppo psicomotorio atteso per l'età. Questi sono dei segnali che possono essere sfumati ma che si manifestano precocemente, e nel momento in cui vengano individuati può essere attuata una valutazione che effettivamente possa definire se c'è qualche segnale, se c'è il rischio di una manifestazione legata ai disturbi dello spettro dell'autismo, e soprattutto intervenire precocemente. Quindi migliorare quelle che sono le aspettative di qualità di vita della persona? Assolutamente, di competenze, di adattamento e di funzionamento globale. Per esempio, uno degli aspetti più importanti nei bambini con disturbo dello spettro autistico è cercare entro il 5° anno di età di raggiungere la competenza comunicativa, il linguaggio, per cosa esempio. che una volta non era pensabile. Questo è sicuramente un obiettivo molto importante, dove, ripeto, poi la comunicazione non è solo, no, di tipo verbale ma anche non verbale, quindi la possibilità per il bambino di riuscire a farsi capire, il che supporta poi l'interazione con l'altro. Che importanza hanno i familiari? La famiglia, in senso lato, che poi attribuire tutto ai genitori diventa anche adesso restrittivo. Cioè possono fare qualcosa di importante? Assolutamente sì, intanto accorgersi di alcuni aspetti e riuscire ad arrivare, diciamo così, ai servizi, alle persone che possono essere di aiuto, perché non diamolo per scontato, no? Stiamo parlando di un ambito che è quello della salute mentale, dove un po' spesso c'è uno stigma ancora, una difficoltà anche proprio da un punto di vista così culturale, psicologico, di accettare che il proprio figlio o la propria figlia possa avere questa tipologia di difficoltà, il che spesso rende difficile poter accedere ai servizi che poi diano una mano, un supporto e un intervento specialistico idoneo. Quindi questo è un aspetto importante. Poi, parlando in particolare di autismo, è importante che i genitori si possano proprio coinvolgere in quelle che sono le modalità di interazione, di trattamento, di intervento, apprendendolo magari durante le sedute di psicomotricità, di educazione, di supporto alle strategie, alle competenze adattive, di autoregolazione, e poi poterle portare un po' anche nel contesto a casa e nel contesto di vita della quotidianità, così come per gli insegnanti a scuola o per le altre attività. Ci sono dei problemi di carattere, di salute mentale che possono essere diagnosticati al momento cioè già con la nascita? Ma ci sono alcuni quadri anche, per esempio, di manifestazione sintomatologica che richiama l'autismo, che sono legate a patologie cromosomiche, per esempio, che quindi possono essere diagnosticate molto precocemente. Si curano? Si curano con, diciamo, qui in questi secondi casi sicuramente la situazione è articolata, perché c'è alla base una patologia derivata dall'alterazione, per esempio cromosomica, che quindi deve essere presa in carico nella sua globalità, e dove la manifestazione psicocomportamentale relazionale di tipo autistico, diciamo, è un sintomo di questo quadro sindromico più ampio. Però assolutamente c'è la possibilità di intervenire e migliorare gli aspetti su cui si può lavorare, che poi sono ovviamente diversi da bambino a bambino. Dopo qua stiamo parlando non c'è un protocollo unico, ma ogni bambino deve essere valutato per una progettualità con degli obiettivi individuali su cui intervenire. Interrompiamo un attimo. Insomma, l'importante è il messaggio che essere seguiti, quindi rivolgersi all'azienda ospedaliera, dopo per carità ci sono anche ricerche, ci sono associazioni, c'è tanto, però non sentirsi da soli, questo è fondamentale. Interrompo perché c'è un brevissimo break pubblicitario, poi quando ritorniamo parliamo anche dell'interazione con lo smartphone, molto frequente, e se questa può provocare, non so, o ritardi nello sviluppo, o accelerazioni, o disfunzionalità di comportamento, non lo so, perché c'è stata anche un'indagine approfondita al riguardo, e quindi dobbiamo parlarne. Tra poco.